gatto, un libro bianco e il viaggio del latte dalla fattoria alla tavola, il tutto visto con gli occhi del micio curioso. Il viaggio del latte, una storia più o meno avventurosa, è un racconto di Laura Simeoni, giornalista e scrittrice di favole. Il viaggio del latte è un racconto che parla con il linguaggio adatto ai ragazzi, fatto in modo leggero e divertente, ma che racconta verità, grandi verità e il percorso reale con tutte le caratteristiche di qualità, di controlli che ci sono dietro. Quindi un grande lavoro, una grande fatica. Un progetto supportato da Grana Padano, che ha creduto fortemente nella possibilità di parlare ai ragazzi e di raccontare il lavoro e il prodotto ai ragazzi, con il corredo di alcune schede didattiche e curiosità del tipo: perché la mucca si chiama mucca, perché il latte è bianco, quanti tipi di formaggi ci possono essere nel nostro territorio e così via. Un racconto pensato per i ragazzi, con le illustrazioni di Laura Micheletto, ma che vuole coinvolgere anche famiglie ed insegnanti in un percorso di riflessione su quanto duro lavoro si nasconde dietro un semplice bicchiere di latte. Con un testo piacevole, divertente e allo stesso tempo didatticamente corretto, grazie alle schede tecniche curate da Michele Rigo, si possono animare le discussioni costruttive in aula oppure in famiglia. Le schede sono state strutturate per l'uso in classe, quindi è un supporto, crediamo, per i docenti in particolare, ma anche per tutti coloro, nonni compresi, che magari vogliono levarsi qualche curiosità. Sono state scritte ovviamente con linguaggio semplice perché devono essere a portata di tutti quanti. Con la conquista dell'etichettatura obbligatoria per tutta la produzione lattiero-casearia è importante sensibilizzare i consumatori, grandi e piccini, su perché il latte made in Italy sia sinonimo di sicurezza e qualità lungo tutta la filiera, dall'allevamento alla tavola.